Io direi di lasciare parlare le immagini. Ragazzi, è dura, Sarà che oggi non ho una gran giornata, ma è dura. È bello, stupendo. Allora io dico, visto che ho 70 anni, sono in pensione, ma perché non vado a vedere i cantieri come fanno tutti i pensionati? Invece di venire a rompermi la schiena e le gambe qui. Ragazzi, pazzesco. Fortunatamente che non sei a strapiombo, perciò il mare ce l'hai a distanza. Ci dovrebbero essere più o meno una ventina di minuti per arrivare a Punta Mesco. Di essere arrivato in cima, guardiamo dove però. Uno spettacolo. Tiriamo un attimo il fiato e poi andiamo dalla parte di là sulla destra e comunque Monte Rosso. Allucinante, bello sudato. Would you mind taking a photo for us? Ah! Is that okay? Foto? Yes. Yes. Thank you. E ora andiamo giù di qua e arriviamo a Monte Rosso. Dunque, fatto quel primo pezzetto ripido in discesa, arriviamo a questo bivio dove ci sono i cartelli. Sulla sinistra, da questo ponticello si va a Monte Rosso, a Vernazza, e qui sulla destra
Sant'Antonio al Mesco, sono 5 minuti dopo il mazzo che ci siamo fatti, possiamo andare anche da Sant'Antonio, vediamo se mi fa una grazia. Sì, però Belin si sale di nuovo. Sant'Antonio, potevi anche rimanere basso, eh? Va bene, dai, oramai ci siamo, qui andiamo a vedere. Qui siamo da Sant'Antonio, praticamente siamo in paradiso. Dunque, qui siamo a Sant'Antonio del Mesco e ci sono i ruderi di un complesso appunto di Sant'Antonio che sono situati sul promontorio a picco sul mare che separano i comuni di Monterosso e di Levanto. È stato un eremo fondato nel XIII secolo dai monaci agostiniani ed è un peccato vedere queste cose lasciate decadere in questo modo. Si può essere religiosi o meno, ma la storia è storia e io ci rinuncio a capire il motivo per il quale non si debba abbandonare tutto in Italia. Vabbè, pazienza, abbiamo visto anche l'eremo. Ora guardiamo da questa parte e poi ce ne andiamo verso Monterosso. Ripercorriamo il sentierino e ci ritroviamo al ponticello che abbiamo visto prima e qui ci aspetta non più una salita ma una discesa, ma di quelle discese che in Liguria chiamiamo rompigambe, perché sono percorsi che ti spaccano un po'. Ed ecco, arrivati in fondo a questa scalinata di pietra, troviamo le indicazioni per Monterosso, Vernazza, che non è il nostro obiettivo, e ci troviamo davanti la strada asfaltata. Meno poetico, ma per i piedi e le ginocchia, senza dubbio più importante, perché adesso veramente è stata una gita abbastanza pesante, affatica molto a farla, perché anche quando si sale comunque sia non si è sempre in un sentiero, si sale tra le roccette, si sale sulla sponda del monte, diciamo, no? E noi eravamo là in cima, Allora, qua c'è un'altra scalinata, ce la siamo andata a cercare, però penso che sia stato meglio.
Ok, dai, andiamo giù. Ed eccoci finalmente a Monterosso. Con queste belle immagini vi saluto, un grazie per chi ha voluto condividere con me questa bella escursione. Se vi è piaciuto il video un bel like e chi avesse piacere di iscriversi al canale è ben accettato. Ciao a tutti!